Signore, let's give a wonderful hand of applause to Jesus. Hallelujah. Let us pray. Preghiamo. Father God, we thank you for this morning. Thank you for waking us up. Thank you for a good night rest. Thank you for your goodness, for your love, for your mercy, which are always in abundance. Grazie Signore per il tuo amore, grazie, misericordia, che sono tutti sempre in abbondanza, Signore. Questa mattina lo dedichiamo tutto a te, per la tua gloria, Signore. We dedicate this morning for your glory, Lord. And thank you that you are equipping us, ci stai equipaggiando, you are teaching us, ci stai insegnando, Signore, ci stai maturando per trasformarci più all'immagine di Gesù Cristo di Nazareth. Hallelujah. So that we are more transformed every day in the image of our Lord and Savior Jesus Christ. Holy Spirit, take over. Spirito Santo, guidaci. Hallelujah. Let us all lift up our voices. Let's magnify the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Just alzate la vostra voce. Amen. Ringraziamo il Mulei da Lodu. Come on, everybody, just lift up your voice. We thank you, Lord. Grazie, Abba Messir. Hallelujah. Alleluia. Grazie Gesù. Gloria a te Gesù. Alleluia. I want to hear you talk. Silent prayer in the church does not exist. Silent, you can pray by yourself at home. Mela jina bit-Taljan. L-Ingliż u bil-Malti, all right? Issa. Halleluja. Grazie Gesù. Alzate la voce e pregate. Lift up your voices and pray. Come on, hallelujah. La Bibbia dice che tutti i discepoli pregavano insieme, che il pozo dove erano incontravano era scosso, c'era un terremoto. Non sento nessun terremoto in questo modo. Come on, there was an earthquake. Hallelujah. I don't feel any earthquake this morning. Come on, pray. Lift up your voices. Beautiful smiles, but now make some noise. Hallelujah. Pray in the Holy Ghost. Come on, pray, pray. Pregate nelle lingue. Pregate in italiano e in spagnolo. Amen. Hallelujah. Rabassa. Pray in tongues in whichever Oh, we language. bless you, Lord. We magnify your name. Holy Spirit, lead us. Have your way. Glorify, magnify the name of Jesus. Hallelujah. We rely upon your wisdom, Holy Spirit. Spirito Santo, noi alziamo il tuo nome. Noi Fidiamo di te, Spirito Santo, per guidarci, Signore. Guidaci. Hallelujah. Thank you for wisdom. Grazie per sapienza, Signore. Oh, Rabakassa, insegnaci. Dite questa preghiera tutti insieme con me. Repeat this prayer after me. Insegnami, Signore. Teach me, Lord. Dammi rivelazione Give me revelation della tua parola. of your word. Dammi fame Give me hunger per la tua parola, for your per la word, tua presenza, for your per la presence, tua persona. for your person. Voglio più di te I want more of nella you mia vita. in my life. Più di te, More of you, meno di me. less of me. Tutto di te All of you e niente più and di none me. of me. Glorifica il tuo nome, Glorify Gesù, your name, Jesus, in questa sezione. in this session. Amen. Date un Amen. grande applauso e un Clap for grande Jesus. urlo di gioia al Signore. Dite alleluia. Say hallelujah. Amen. Allora, questa mattina cominciamo con la prima domanda. So this morning we start with the first question. Who has the first question? Italians, Chi ha la preferably. prima domanda? Italiani, avete delle domande o no? Sapete già tutto? You know everything already, Italians? Nessuna domanda? No? Però questo è il momento che devi chiedere, altrimenti dopo è inutile. He's asking the Italians if they have any questions. Okay. Anyone who has a question? Okay. Somebody else? One at a time, please. Hallelujah. Okay. Mela. Hallelujah. Okay. Mela. Josiah, you have a question. Ask it. No, Issa, come here.
Okay, hallelujah. So, tell us your question. Dici la tua domanda, per favore. Dici il nostro... Aiden al اسمك الأول. اسمك. For those who don't know, I'm Josiah. Bonjour. Okay. Bonjour. My question is, where are some chapters in the Bible where it talks about the blood of Jesus? Pleading the blood of Jesus. Okay. So, where are some chapters in the Bible about the blood of Jesus or pleading the blood of Jesus? Dove si trovano capitoli nella Bibbia dove parla del sangue di Cristo o dove, come noi preghiamo spesso, noi dichiariamo il sangue di Cristo. Ok? Ok, ok. You may be seated. Testa appoggi. Grazie. Allora, andiamo nella Bibbia. Aprite la vostra Bibbia. Thank you, Jesus. Grazie Signore. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Grazie Signore. Does per il tuo anyone Spirito know Santo. before I tell you? Does anyone know before I tell you? Are there any chapters about the blood of Jesus Christ you know about? Tell me where. Can you tell me where exactly? Or more or less? Ok. C'è qualcuno che sa dove nella Bibbia ci sono dei capitoli dove si menziona il sangue di Gesù Cristo? Amen. Hallelujah. So, nobody knows? Nessuno lo sa? A parte la nostra sorella qui? Allora, prima di tutto, First and foremost, ok, questa è una domanda che può essere molto this is a meaty question. non pesante, ma how do you say? It's meaty. It's meaty. È molto pesante. Noi qui offriamo nella scuola biblica offriamo Here in un the Bible corso College. intero proprio sul sangue, che parla sul sangue. Here in the Bible College we offer a whole course on the blood of Jesus. And I do encourage you, vi incoraggio tutti di studiare sul sangue. And I encourage you all to study on the blood of Jesus. Voglio dire questa frase. I want to say this phrase. Noi abbiamo una fede di sangue. We have a faith of the blood. Christianity is a faith, it's a blood faith. Il cristianesimo è una fede del sangue. Do you understand? Capite? Cristianesimo è fede fuqdem. Dall'inizio, da Genesi, From the beginning, from fino Genesis all'Apocalisse, to Revelation, tutto ciò che noi abbiamo ricevuto in Cristo come la nostra eredità everything we have received in Christ as our inheritance è tutto is all based sul sangue. on the blood. Il Vecchio Testamento sul sangue dell'agnello naturale, In the Old Testament, the blood of the lamb, the e natural lamb, pecore, eccetera. and sheep. Nel Nuovo Testamento è tutto sul sangue dell'agnello di Dio. In the New Testament, it's all in the blood of the lamb, Amen. the Son of God. La nostra autorità Our authority viene dal sangue. comes from the blood. La nostra eredità Our inheritance in Cristo in Christ viene tutta comes all perché il sangue ha pagato per la nostra eredità. because the blood has paid for our inheritance. Il sangue di Cristo The blood of Christ, non è morto. it didn't die. La Bibbia dice in Leviticus, The Bible says in you can Leviticus look it up right now, that life is in the blood. che la vita è nel sangue. Quando ognuno di noi diciamo When each and every nel one of nome us, di Gesù, when each and every one of us says in the name of sapete Jesus, perché do you know why? funziona il nome di Gesù? Do you know why the name of Jesus works? Non perché si chiama Gesù, Not because he's called Jesus, perché Gesù era un nome molto comune come ogni altro nome. because Jesus was a very common name like any other name. متى احنا نيدو في اسم جسو الاسم تا جسو يخدم مش عشان اسمه جسو بس كان اسمه زب بلاوشي.
Irħilu l-isem ta' Ġesu fih sinifikat. Ok, capisco che il nome di Gesù ha un significato, perché in ebreo, nella lingua ebrea, ogni nome ha una connessione profetica, perché Gesù significa Dio che salva. In Hebrew, Jesus has a meaning because it means the God who saves. So Però it's important. quando noi diciamo con fede, nel nome di Gesù, per esempio, ai demoni esci, When we say by faith, ascoltano non perché sentono solamente il nome, ma perché sanno che quel nome ha la potenza dietro con il sangue di Dio. when we say in the name of Jesus, for example, when we do deliverances, demons answer because there's the blood of Jesus backing it. Meta demoni, per esempio, jobdu, mux għax jismu Ġesu biss, orrajt li Ġesu huwa sem sabiħu għandu sinifikat Alla li salva, imma xin demoni fil-realm, fil-dinja spirituali jafu li wara dak li sem hemm il-qawwa tad-dem, talla, dem divin. Di understand? U l-fidi ta' nafdak id-dem, la nostra fede nel sangue. Allora, prima di tutto, noi dobbiamo capire che la nostra fede è tutta basata sul sangue. So we need to understand that all of our faith is based on the blood of It's Jesus. a bloody religion. È una religione di sangue. It's a bloody fede. No, it is true. It's not a swear word. It's a bloody faith. Yeah. È una fede col It's a bloody sangue. faith. It's perché not è a il swear sangue di word. Dio. It's a bloody book. Yes, true. I know many people use it in a bad connotation, but now I'm using it biblically. It's a bloody book. It's a book of blood. È un libro che Ma parla it's sul called bloody. sangue, il It's the sangue di same. Gesù. Ok? La nostra fede è un fede tutta connessa con il sangue, perché nel sangue c'è vita. Because in the blood there is life. Fid-dem hemm il-ħajja. So when we say in the name of Jesus, ascoltate bene. Listen carefully. Quando diciamo nel nome di Gesù Cristo, Say this with me. Holy Spirit, ripetete con me, thank Spirito you for Santo. revelation. Grazie per la rivelazione. Spirito Santo, Spirito Santo. grazie per la rivelazione. Holy Spirit, thank you for the revelation. Are you ready? Siete pronti? Every time we say in the name of Jesus, we're pleading the blood. Ogni volta che diciamo nel nome di Gesù Cristo, invochiamo il sangue del Signore. Ogni volta che noi dichiariamo nel nome di Gesù, stiamo utilizzando e rilasciando la potenza del sangue dell'agnello. Whenever we plead the blood of Jesus, we're releasing the blood of the Lamb. Do you understand? Hallelujah. Now, and there are plenty in the New Testament about, obviously there has to be, about the blood of Christ. Ci sono molte referenze nel Nuovo Testamento che parlano sul sangue di Gesù, dell'agnello. Starting from Genesis, Cominciando da Genesi, when Adam and Eve sinned, quando Adamo ed Eva hanno peccato, God, Dio He brought an animal, ha portato un He animale, sacrificed an animal, lo ha sacrificato and He clothed Adam and Eve with the sacrificed animal. e ha vestito Adamo ed Eva con la pelle di quel sacrificio. State capendo bene? Allora anche dall'inizio ha fatto così perché avevano caduto dalla presenza di Dio e l'unico modo che può entrare nella presenza di Dio è sempre per il sangue dell'agnello. He did this because when Adam and Eve sinned, they fell out of the presence of God, and it was the only way that he could cover them. Access. So, meta l-Adam u Eva dimbu, Alla l-ewwel mamma għamel sagrifiċċju qatel animal, wis probably jekk naraw il-komplement tal-iskrittura naw kien xi ħaruf jew xi naġa u xi ħaġa, u lebbishom bil-bisu biex huma jistgħu jkunu fil-preżenza tal-Alla imma tilfu l-glorja tal-Alla, hanno perso la glorja di Dio. They have lost the glory of the Lord when they have sinned. Ogni volta nel Vecchio Testamento che il Signore scendeva con la sua gloria, con il fuoco, sempre è sempre anticipato con l'offerta del sacrificio del sangue. So every time God fell with his glory, it was always anticipated by the sacrifice of an animal Amen. And the blood. and the blood. Amen. So the Bible says without blood, nothing is cleansed.
In the book of Hebrews, chapter 8 and 9, it talks abundantly about the blood of Christ. Allora, nel libro degli Ebrei, anche nella parola, c'è scritto che niente può essere lavato o redento senza il sangue, ok? Noi possiamo essere salvi oggi perché il sangue di Cristo è stato sparso per noi. We can be saved today because the blood of Christ have been shed for us. Do you understand? So in the realm of the spirit, nel realmo spirituale, when we say in Jesus' name, quando diciamo nel nome di Gesù what Cristo, Satan is saying, the blood of Christ. Quello che Satana sta vedendo è il sangue di Gesù. But when we say by the power of Christ, Ma quando diciamo col potere di Cristo, or con la potenza del sangue di Cristo, or for the power of stiamo the blood of dicendo Jesus, la stessa cosa, profeticamente e spiritualmente parlando. we're spiritually and prophetically saying the exact Capite? same thing. Understood? Allora, la domanda era come si usa oggi il sangue di Cristo? Ogni volta che noi diciamo nel nome di Gesù Cristo stiamo rilasciando la potenza del sangue di Cristo. So every time we say in the name of Jesus, we're releasing the power of the blood of Jesus. And Satan knows if you believe it. E Satana sa se voi lo crediate o no. He knows the difference whether you're just parroting or whether you truly believe it. Sa la differenza se voi lo dite soltanto per dirlo, se lo credete, lo vivete. Amen. Hallelujah. Praise God. Somebody found it in the book of Leviticus where the Bible says life is in the blood. Qualcuno l'ha trovato nel libro di Levitico? Leviticus 17 what? Verse 11. Life is in the blood. What did we receive? Che abbiamo ricevuto oggi? La vita di Dio. In noi la vita si trova nel sangue. What did we receive? New Amen. life in Christ by the blood Hallelujah. of Jesus. Now, go to the book of Revelations. Andate nel libro dell'Apocalisse. Now, voi sapete la storia di Esodo. You know the story of Exodus. أنتم تعرفوا الستوري تاع إسودو متى الله خرج البوبل ديو من تحت السكافيتو. When God brought out his people from slavery in Egypt, quando Dio ha portato fuori dall'Egitto il suo popolo, dalla Amen. schiavitù. Alleluia. Now, vedete in Apocalisse 12. Go to Revelations chapter 12. So, quando il Signore ha portato fuori il popolo di Dio da sotto le schiavitù, when God brought out his people from slavery in Egypt, متى الله خرج البوبل ديو من تحت الإجيبسياني من تحت السكافيتو المالتي انت تعملها؟ Okay. What did he tell them to do? Cosa gli ha detto di fare? Before they enter their new phase, their new life. Prima di entrare nella nuova fase, la loro nuova vita. Che gli ha chiesto a fare? What did he ask them to do? Ogni casa sacrificare un agnello. Every house had to sacrifice a lamb. Sì. E prendere il sangue, and take the blood, metterlo sulle, come si chiama? Le stipite si chiama? Stipide and put it on the delle doorpost, porte, ok? Così l'angelo della morte so that the angel of death non può più entrare, non li può toccare. couldn't touch them and couldn't enter their household. Noi oggi la morte non ci può più toccare. Today, death cannot touch us anymore. Il diavolo non ci può più toccare. Satan cannot touch us anymore. Perché sei stato trasferito dalla morte già alla vita Because you have per been, il sangue dell'agnello. because you have been transferred Wow, from death sento to la life potenza by di the Dio blood già. of Jesus. Mamma mia, wow. I feel the presence of God. Era il sangue che ha dato agli ebrei It was the una blood. nuova vita. It was the blood that gave the Jews Però a una new vita life, temporanea. but a temporary life. Era il sangue dell'agnello, il sangue di Dio che ci ha dato la vita eterna. It was the blood of Christ that has given us eternal life. Capite? Understood? Voi dovete capire questo con rivelazione, non solamente con un versetto. You have to understand this by revelation, not just with a verse. Perché tutta la Bibbia è un libro di sangue. Because all the Bible is a book of the blood. Do you understand? Capite?
there's so much more that can be said, but for example, when it comes to spiritual warfare, C'è di più che si può dire, ma quando è del... noi facciamo battaglia spirituale, coloro che capiscono battaglia spirituale contro le scheme del diavolo, All those who understand the spiritual warfare against the schemes of the enemy, like witchcraft, witchcraft, voodoo, stregoneria, voodoo, devi per forza capire la potenza del sangue. you have to understand by force the power of the blood of Christ. Anche nel mondo delle tenebre capiscono la potenza che c'è nel sangue. Even in the darkness and the dark forces, they know and understand the power in the blood. Because that's why they do sacrifices. È per questo che fanno i sacrifici. That's why they even murder animals, they kill animals. È per questo che loro uccidono Babies. animali, bambini, Sometimes, obviously not sometimes, people. persone. Why do you think all these people disappearing from the world? Perché pensate che tutte queste persone svaniscono dal mondo? They're sacrificing people. Stanno sacrificando le persone, il sangue. Hallelujah. So this is very serious. The issue of blood is a major issue in Christianity. If you don't understand that, you have no Christianity. Questa è una cosa molto importante. Devi imparare pure con rivelazione il potere del sangue. Do you understand? Capite? So when we say some Christians I don't know if this can be translated in Italian because they don't use this in Italian. It's only in English. They say, I plead the blood. The plead, you're not asking. It's not when you're asking or you're begging. It has nothing to do with begging or plead or asking anything. What you're doing is this. Ok, questo è un po' difficile per tradurlo in italiano perché è un concetto che non si usa con gli italiani, è un concetto solamente che si usa con quelli che parlano inglese, perché neanche in maltese si usa. Alcuni usano questa parola, I plead. Find it for me on Google, see if he says the same thing. Però in italiano noi dichiariamo, per esempio, con la potenza del sangue di Cristo, per l'autorità del sangue di Cristo, però è lo stesso quando noi diciamo nel nome di Gesù Cristo. Capite? Alleluia. Se non c'era il sangue dell'agnello, scusami Signore, tu sai esattamente che voglio dire io. Il nome di Gesù sarebbe solamente un altro nome comune, perché il nome di Gesù era un nome molto comune in Israele. Molti si chiamavano Gesù. If there wasn't the blood of Jesus, the name, who is the Son of God, if there wasn't the blood of Jesus, the name Jesus wouldn't have meant anything. But it's because it was the Son of God. In the time of Jesus, even today, many are called Jesus, Yeshua. Anche oggi ci sono molte persone che si chiamano Gesù, Yeshua. In Spain, Jesus. In El nombre de Spagna, Jesus. in Spagna c'è In il the nome name of Jesus. Jesus. Molti hanno il nome Jesus, però nessuna manifestazione accade quando uno chiama Jesus. Come va? Many have the name Jesus, which means Nessuno Jesus. si salva con il nome di Jesus quando stai chiamando un amico che si chiama Jesus. He's giving the example of Spain. Many men are called Jesus, which means Jesus. But when they call the name Jesus, like for example your brother called Jesus, nothing happens because he's not the Son of God and doesn't have the blood of Christ backing You the understand? name. Amen. So even in Grecia, in Greece, in Cipro, molti si chiamano Cristo o Christos. Even in Greece, there are many called Christos, which Sono is Christ. tutti Cristi falsi. They're all fake Christians. Christ. False Christ. Okay, so do you understand? Capite? It is the blood. È il sangue. When we say in the name of Jesus, Quando diciamo be nel nome di Gesù saved. Cristo, In the name of Jesus, nel nome di Gesù, esci, nel nome di Gesù, sii guarito. in the name of In quel momento, nel mondo spirituale, che stai facendo è invocando il sangue di Cristo. So when you say in the name of Jesus, for example, you say, get out in Jesus' name, be healed in Jesus' name, you are calling the blood of Jesus. You're invoking the blood of Jesus. You understand? Now, I'll give you 3 scriptures. Go to the book of Revelations 12. Apocalisse 3.
And they overcame him, verse 12. Apocalisse 12, verso 11. In Italian had Aracha? Iva. Aracha b'Italjan, بديس. Iva. 11. Allora, Apocalissi 3, verso 11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, affinché nessuno ti 12, 11. 12, 11, sorry. Ok. It's ok. Era bella scrittura, però non ha niente di L'ho fare con trovata. questo. Allora, Apocalisse 12, verso 11. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza. Un'altra volta? Essi. Ma essi l'hanno vinto And they overcame him. Chi l'hanno? Chi? Hanno vinto su chi? Who won? Sul diavolo? They won over Satan. Perché? Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Per mezzo del sangue dell'agnello. Quando io ero salvo per il nome di Gesù. Accetti Gesù e tu sarai salvo. Nessuno mi aveva detto, aspetta, tu devi invocare prima il sangue di Cristo. No. I am saved with the name of Jesus. Nobody was telling me, but you have to invoke the blood of Christ to be saved. No, as soon as I said, in Jesus' name, at that very moment, the blood of Christ was invoked. Quando io ho detto dico nel nome di Gesù Cristo, allora il sangue di Gesù è chiamato. المومنت اللي هنا فيسم جزء كريستو هنا نتخيل المولى ذاك الحين في الدنيا spiritually the blood of Christ قدمت كريستو جي attivat مسيح, okay? So, and they overcame him by the blood and by the word of their testimony. Allora, l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola della loro testimonianza. Amen. Hallelujah. So, hanno vinto sopra il diavolo, sopra il dragone. They overcame Satan and the dragon. Amen. Con il sangue dell'agnello. With the blood of the lamb. E con la parola della loro testimonianza. And with the word of their testimony. So due cose. So there are two things. Il sangue di Cristo. The blood of Christ. E la parola che voi dichiarate, testimoniate and the word that su ciò che la parola dice. And declare on what the word says. Are you understanding? Capite? So they, most probably, they were Pentecostals. Allora è probabile che questi erano pentecostali. Because here they didn't say in the name of Jesus. Perché qua non hanno detto nel nome di Gesù Cristo. They said by the blood of Christ. Hanno detto col sangue di Gesù. Now listen, I'm going to say this very clear. Let me say it very clear. Anyone who tries to split hairs on this, you've missed the whole point. Anyone who prova a spezzare, dividere questo un capello, hai mancato tutto il principio per la rivelazione che il Signore ci dà nella Bibbia. Se vuoi argomentare da solo. Jak ty argumenta mu argumenta wahdek. If you want to argue by yourself, you and the mirror. Because you've missed the whole concept. It's not about a method, it's a revelation. Questo non è un metodo, ma una rivelazione. Amen. Like the Old Testament. Come nell'Antico Testamento. They applied the blood to their houses. Hanno applicato il sangue alle loro case. Also today, anche oggi, by faith we apply the blood of Christ. Con la fede noi invochiamo il nome del sangue di Cristo. Alcuni cristiani, poverini, diventano così tanto legalisti che perdono il concetto, la potenza che c'è in questa rivelazione. That they lose the importance of this revelation. Do you understand? Of the blood of Christ. Now go to 1 Peter. Andate primo Pietro. State capendo qualcosa? Are you understanding anything? Alleluia. Spaccare i peli. Allora, primo Pietro. Thank you, Jesus.
Prima Pietro dall'inizio, capitolo 1. You read English. Allora, Pietro, apostolo di Gesù, 1 Peter chapter 1, verse 1. Agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitania. Quello è un altro paese, sorella. Eletti secondo la presenza di Dio Padre, mediante la santificazione. Ascoltate bene. But look at these three. In the sanctification of the Spirit. La santificazione dello Spirito. Ok. A ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. So, let me say it. So what does it say there? That we, sanctified by the Spirit, and for obedience and the sprinkling of the blood of Christ. Hold on, what happened to you? Quando tu eri salvo, che è successo a te? Tu eri? When you got saved, what happened to you? Eri cosparso con il sangue di Cristo. You were sprinkled with the blood of Jesus. So, quando io dico, So when I io say, cosparso, I plead the blood of o Jesus. come? O aspergo, o rilascio, o I say I dichiaro. Or declare. La cosa che sto facendo What nel I'm mondo doing? spirituale, sto invocando la realtà che è già stata pronta per me. What I'm doing in the spirit realm when I call on, plead on the blood of Jesus is invoking what's there for me. Now, ascoltate voi, ognuno di noi che siamo venuti da un background, come si dice, un passato, Listen background cattolico. for all those who came from a Catholic Per background. tutti i cattolici con amore, ascoltate bene. To all the Catholics with love, listen to this carefully. La ragione, The reason, ci sono tanti, there are many, che i cristiani nella Bibbia non si trovano nessuno di loro pregando ai santi, that Christians in the Bible are not found o praying to anche saints, la benedetta madre del nostro or Signore even the blessed Maria Gesù. Mother Sapete of perché? our Lord Jesus Christ. You know Perché why? nessuno di loro ha un sangue per presentare da fronte a Dio per te. Because none of them has the blood to present in front of the Lord, of the Father. Quando noi diciamo nel nome di Gesù, sai che cade nel mondo spirituale? When we say in Il the blood sangue of Jesus, parla. the blood speaks. When you say in the name of Mary, When you, What quando blood dici do you nel nome offer? di Maria, che sangue stai when you say in the offrendo? name of Joseph, Quando dici nel nome di Giosef, or the one who does the impossible, San Judah Taddeo, he is of the impossible quello ones. che non fa, che fa l'impossibile, San Giuda Taddeo. Where is the blood? Dov'è il sangue? You have to understand from the beginning of creation, God only answers to the blood. Dovete capire che dall'inizio Dio risponde soltanto al sangue. That's why, ascoltate E per bene, questo, listen carefully, con amore, with love, senza cambiare la verità eterna questa. without changing the eternal truth. Quando alcuni cattolici, When some Catholics, that mean well, come si dice? Mean well, di buona volontà, però con mancanza seria di rivelazione della parola, But without- pregano nel without nome serious di Maria, revelation. nel nome di Santo Padre Pio, nel nome dei santi nella Chiesa, esci. Sai che fa il diavolo? Ok, he's la saying, stai agitando, non schiacciandolo fuori. he's saying that when people pray or trying to cast out demons in the name of Mary or other saints, the demons are All getting you're agitated. doing is you're just stirring it up. You're not casting it out. Jesus did not go and say, go and stir up a bunch of demons. Actually, if you tell them in the name of God, then they will manifest too. But they won't come out. Because if you're a man of God and a woman of God, hell knows about you. That's what he said in the book of Revelation chapter 19. When one priest said, I cast you out in the name of Jesus whom Paul preaches. And the devil said, Jesus I know, Paul I know, who the hell are you?
Allora, Satana sa chi è veramente l'uomo o donna di Dio. Quando vai a scacciare i demoni, i demoni ti conoscono. Anche nella Bibbia c'è Avete scritto... capito? Con amore ve lo dico, però imparate! Perché state mancando la vostra eredità. Understand, because you're missing your inheritance. So please learn. I'm saying this to well-meaning precious Catholics. I was a Catholic too. I love Catholics, but I'm not Catholic, with all due respect. Amo Okay? i cattolici, però non sono cattolico. In Con tutto fact, il I want to rispetto. say something with love. Dirò qualcosa con amore? If you're going to believe this Bible, Se crederete a questa Bibbia, you will love Catholics, amerete i but you cattolici, will not have one Roman Catholic bone left in you. però non avrete niente di cattolico in voi. Catholics, go and read the book of Hebrews and tell me if you can remain Roman Catholic after that. Allora, cattolici, andate a leggere il libro degli ebrei e dite se One, not the whole rimarrete Bible, cattolici. just Hebrews only. Soltanto il libro degli ebrei nel Nuovo Testamento. Leggete un libro solo, non una Bibbia intera. Leggete solamente ebrei. Just one book. Read the Hebrews. Credetelo e venite a me dopo e dimmi sono diventato cattolico perché ho letto ebreo. Read it and then come tell me. Impossibile! I became Catholic because I read the book of Hebrews. It's impossible. Perché la Bibbia, il diavolo risponde, le malattie rispondono, gli angeli rispondono solamente quando vedono il sangue di Dio, il sangue dell'agnello Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia! So, angels answer, demons answer, only to the blood of Jesus, the name of Jesus. Amen. Per questo non prego a Maria, amo Maria, stimo Maria, però prego e adoro solamente Cristo Gesù Re dei Re. So that's why I don't pray to Mary. I love her and respect her, but I only pray to the King. Capite? E tutti i santi che sono stati fatti santi a Roma, devi essere primo santo sulla terra prima di essere santo And nel all cielo. those who have become saints in Rome, first you have to be a saint here on earth. E then sei to be stato, saint up there. ascoltate, questo può scandalizzare alcuni, però se ami il Signore non sarai mai This can scandalizzato. scandalize some, but if you love the Lord, Se it sei won't qualcuno scandalize you. If someone che tu viene picchiato, abbattuto, non perseguitato, però beaten up, come si dice? Picchiato dal diavolo if you are someone who's e beaten tu up mi and dici che sei tormented, santo e adesso milioni pregano a te, ho problemi seri. if you tell me that you're someone who's tormented by Satan, beaten up, and you tell me that you're a saint, and then people pray to you, then you have serious problems. Why? Perché? Perché non vedi mai nessuno nella Bibbia, qualcuno che apparteneva a Cristo, neanche essere toccato. Because you never see in the Bible A anyone parte che essere picchiato who e belongs abbattuto e pieno di ferite. anyone who belongs to Christ. E in poi the diamo Bible is gloria never al diavolo. Il touched diavolo sta facendo questo. by Satan, and then they give Bello. glory to Satan. La Bibbia chiaramente dice, perché noi siamo stati coperti, lavati per il sangue di Cristo, il diavolo non ci può, neanche toccarci. In the word it's written that because we belong to Christ, Satan cannot touch us. Non solamente non può picchiarci, non può neanche toccarci. He cannot just not beat you up, but he just can't touch you. Un baċ namlu fil-reliġjon ta' Ruma. And then what do we Namlu do? għaddisin dawk li kienu mimlija diamiċi għatanu demoni. And then what do they Un do? baċ rusbata miljoni ta' nis għodu jitolbuhom u jisiru mimlija spirti u demoni bħalu. Then what do we do? Then we pray to these people who became saints, who were full of demons, and then we end up like them. Allora, quello che facciamo? Poi, se una di queste persone diventa santo in Roma, allora li preghiamo e diventiamo come loro. Ad esempio Padre Pio, come ha menzionato lui. Perché il diavolo non ci può toccare. Voi cattolici state capendo? Non è questione che non amiamo i santi, ovviamente i santi sono fratelli e sorelle in Cristo. Saints are brothers and sisters La in Chiesa Christ. è una, sia The quella church sulla is one. terra sia quella al cielo. On earth as it is in Però heaven. non possiamo contattare quelli che sono nel cielo, But we cannot perché contact si those può who are in entrare heaven. e penetrare il cielo solamente per il sangue. Because we can only enter heaven with the blood of Jesus. E l'unica voce che si sente nel cielo è la voce in Cristo solo. And the only voice that is heard is the voice in Christ.
Amen. Amen. Hallelujah. That's why we don't pray to saints. È per questo Because che the non blood preghiamo. of Christ is more than enough. È per questo che non preghiamo ai santi, perché il sangue di Gesù è più che abbastanza. And today the blood of Christ, you know where it takes you? E oggi sapete dove vi porta il sangue di Get Gesù? ready for these two powerful revelations. Vi darò 2 rivelazioni molto potenti. The blood of Christ today. Il sangue di When I quest'oggi, say I plead, I invoke the blood of Christ. quando dico io invoco il sangue di Gesù Cristo, Or I apply the blood of o Christ. applico il sangue di Gesù Cristo, Do you know what I'm saying? sapete cosa sto dicendo? It's like you and me. È come se tu e io, Ascoltate bene questo. listen to this carefully, It's like you and me è come se tu ed io operating operiamo out of the Holy of Holies. dal Santo dei Santi. Quando noi, e non fuori, dentro. Quando noi operiamo, quando noi dichiariamo io invoco When il we, sangue di Cristo, when we declare, I invoke the blood of noi in Jesus, quel momento, spiritualmente parlando, profeticamente parlando, noi stiamo operando dal terzo cielo, dal posto che si chiama il posto santissimo. we are operating from the Holy of Holies. La seconda rivelazione, Second revelation, quando noi when we dichiariamo, declare, invochiamo invoke il sangue di the Cristo, blood of Jesus, noi diventiamo il posto santissimo. we become the holy place. È per questo che i demoni tremano, This is why demons tremble, perché tu sei il tempio di Dio. because you are the temple of Christ. Non solamente tu puoi entrare nella presenza di Dio, Not only- però adesso nel Nuovo Testamento il sangue dell'agnello ha portato Dio della tutta la creazione, il Dio più altissimo entra in te. Oggi noi siamo un popolo posseduti. So not only can you enter into the Holy of Holies, Hallelujah. but God enters us. As we are possessed by Hallelujah! Christ. Thank you Jesus. Capite? Understood? Capite che potenza? Are you understanding how powerful this is? Dichiaro adesso con la potenza del I sangue di declare Cristo, now with the power of the blood of Jesus. qualcuno che ha problemi con il sangue sei guarito nel nome di Gesù adesso. Someone who has problems with the blood, you have been healed right now in Jesus' name. Ogni emicrania sei Every guarito nel nome di migraine, Gesù you are adesso. healed from it in Jesus' name. Qualcuno con problemi di digestione sei guarito adesso nel Someone nome con di Gesù. Ricevi. Someone con Ricevi digestive adesso. problems, you have been Ricevi healed now adesso. in Jesus' name. Receive Alleluia, now. nel nome di Gesù. In Jesus' name. Alleluia. Hallelujah. Thank you Lord. Grazie, Signore. Vediamo un'altra scrittura. Let's look at another scripture. Apparentemente questa sezione è tutta sulla sangue è tutta dallo Spirito perché io non ho preparato niente. Apparently, all this session is on the blood of Jesus. It's all by the Spirit because I haven't prepared prepared nothing. anything. Go to the book. So where is the scripture? Andate in Ebrei 12. Alleluia. Quando voi parlate con me When you speak nella with me caffetteria, in the cafeteria, nell'ufficio, in my office, non è la stessa persona quando parlo qui. it's not the same person when I speak from here. I'm not. I feel I'm not the same. Io mi sento che non sono la stessa persona. And when I'm talking about subject like this, E quando parlo su questo I questo feel like tema, I'm engulfed in a glory bubble. Sento come se stessi And circondato no dalla demon can gloria. stand before me, for E sure. nessun demone I'm può telling you venire for di fronte sure. a me. He will Sicuramente. run with his tail between his legs peeing. Correrà fuori con la coda tra le gambe. But my confidence is in the blood Ma la mia- of the Son of God. Ma la mia confidenza è sul Alleluia. sangue di Gesù Cristo. Amen. This is the revelation that you and I must live by. Questa è la rivelazione che tu ed io dobbiamo vivere Luke con questo. 10, 17 through 19. Luca 10, 17 fino a 19. Primo Giovanni 1 John 5, 5, versetto 18 e 19. 18, 19. Chiaramente, Clearly, il Signore ci ha detto, the Lord tells us, guardate che io vi ho dato potenza e autorità I have per given you power and calpestare authority sui scorpioni, sui serpenti e su tutta la potenza del tenebre. and you Tutta trample la potenza del diavolo. Tutta! Dite tutta!
You will All. trample upon serpents and scorpion, about E all. nessun male, And no evil, nessun male no evil può can toccare te. touch you. Non può neanche toccarti. He cannot even touch you. Se No evil. qualcuno è stato If anyone has picchiato been beaten up con il diavolo, by Satan, è perché il diavolo sa che c'è qualcosa dentro di lui o di lei che appartenga a lui. because Satan knows that there's something in that person who got beaten up by Satan that belongs to him. Lui viene He per comes. quello che appartiene a lui. For what belongs to him? Tu a chi appartiene? Who do you belong to? Totalmente però. devi Totally, appartenere. though. Io ogni giorno, Every day, a parte che ovviamente è una decisione che tu lo devi fare apart nella from tua the vita, fact that you choose daily, per ogni giorno io mi consagro every day I consecrate myself, la mia anima, my il spirit, mio spirito, soul, la mia mente, and il mio mind, corpo, my body, ogni organo del mio corpo every organ of my a Gesù body Cristo. to Jesus Christ. Ogni giorno, e questo lo Every day, dichiaro. I declare this. Lo devo fare, non lo have- devi, Do you però have to- sarà utile per te che tu lo fai, specialmente se sei chiamato per il ministero Do I have to know? e per But I schiacciare should. via demoni. Especially if you're called for ministry, even to cast out demons. Sapete che schiacciando via demoni Do you know that Eh, casting out demons è parte della carisma di miracoli, sapete, è no? parte del carisma? Wait, it's part of the charisma of miracles. It is the charismatic gifts of miracles. Grazie Signore. Glory Per to God. favore, per pochi secondi alzate le mani. Please, for a few seconds, lift up your Date hands. gloria, Give tutta la glory, gloria all the glory a Gesù. to Jesus. Alleluia. Hallelujah. The presence of the Lord is here in this place. La presenza di Dio è qua in questo momento. Ora casilla mantoca. Ragazzi, Lord, we know. Sappiamo, Signore, we know che senza di te that noi, without you, noi siamo nulla. we are nothing without you, Però Lord. grazie Gesù Thank you, che Jesus, ci hai resi vincitori that you have made us dominatori victorious, dominators sulle tenebre, over, su ogni the opera gate del ahead, diavolo over every work of the enemy, per mezzo del sangue prezioso, glorioso tuo e through santo, Signore. the precious, glorious blood of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grazie, A Signore. te solo appartiene la gloria, Signore. Only to you belong the glory, Lord. Grazie per questi fratelli e sorelle italiani you. che sono venuti. Thank you for these precious brothers and sisters who came here. Italians. Thank you for my brothers and sisters. Thank you Grazie for muleta da Allahumma leja welela. Da lodol mulay. Lord, take this Signore, and build your church. prendi questo e costruisci la tua chiesa. Hallelujah to the Lamb of God. Alleluia all'agnello di Dio. Gloria a Dio. Glory to God. Thank you, Jesus. Hebrews 12. Ebrei 12, Ascoltate. 24. Chi ti ha detto di proclamare ogni giorno che io posso tutto per mezzo di Cristo Gesù che mi fortifica? Who Chi has ti ha detto told a you that farlo? I can do all things through Christ who strengthens me? Nobody. Nessuno. Ma però quando lo fai stai facendo qualcosa male. But when you do it, are you doing something wrong? L'unica cosa che stai facendo è invocando quello che già appartiene a te, però lo stai manifestando nel mondo spirituale, perché il tuo mondo spirituale è creato con le parole che escono dalla tua bocca. So all you're doing is claiming what is yours and you're invoking the supernatural, what the word says, by your words. Ascoltate bene. Listen well. 2 giorni fa, 2 days ago, quando abbiamo avuto 3 persone when we had 3 liberate dai people demoni, being delivered by demons, sono andato a casa ringraziando il I went Signore, home, mi sono thanking God. ginocchiato dando grazie al I Signore, went on my knees thanking the Lord perché devi stare molto attento because you have to be very a careful non prendere gloria. so that I don't take the Sai, glory. vesti? Perché quando sei nell'unzione ti But- senti potentissimo. Because when you are under the anointing, you feel powerful. You can tear apart, how can you say it? Puoi spezzare. Puoi spezzare un leone come ha fatto Samsone. You can tear a lion Quando like sei sotto Samson did l'unzione. when you're under the anointing. Però quando l'unzione va,
But when the anointing leaves, rimani polvere. you remain dust. Sei un paio di... just a bunch of dust. Non siamo nulla senza di Lui. We are nothing E ho without detto alla Christ. mia moglie, And I told my wife, per favore, please, be aware stai attento of what you may speak, da quello che dirai, even at home. anche a casa. Because when you've just casted out demons from somebody, Perché quando hai appena scacciato demoni da one of the qualcuno, ways they will come to oppress you uno dei modi in cui viene ad oppressarti is watching what you're about to say. è fare attenzione a quello che dirai. Because many people don't understand this revelation. Perché molte persone non capiscono questa Why does the rivelazione. Bible says life and death is in the power of the tongue? Perché la Bibbia dice che il potere della vita e della morte è Nella lingua. nella lingua. Where does life come from? Dove viene la vita? Da dove? From the blood, Dal sangue, from God. da Dio. Where does death come from? From Dove the viene devil. la morte? Dal What demone. you speak is what you activate in your life. Quello che dici è attivato nella tua vita. Quello che tu dichiari dalla tua bocca, quello che tu attivi nella tua vita. What you say with your mouth is what you activate in your life. I'm nothing. Non I sono cannot do nulla, it. non posso I'm a farlo. failure. Ho paura. I'm sono finished. fallito. Sono finito. Satan will say, okay, I'm agreeing. Satana dirà, sì, ok, io... Satana prende nota, prende prenda nota e viene ad essere in accordo con te. Tu devi camminare con la rivelazione che noi viviamo un mondo spirituale. You have to live with the revelation that Anche we se live tu in a spiritual dimentichi, world. rimani nel mondo spirituale. Even if you forget, we still live a spiritual life. Satana non dimentica. Satan doesn't forget. Anzi, come dice la parola in 1 Pietro capitolo 5, the word says he in is 1 like a Peter roaring 5, lion trying to find an opportunity. Okay, now. Satana è come un leone che ruggisce, che cerca un'opportunità per mangiarci, acchiapparti. You, Tu, your mouth. la tua bocca. You understand? Capito? Hopefully. This is it. There are no more questions. I'm already past my time. I'm working Niente più overtime today. domande, perché il tempo è già scorso. Hebrews 12, Allora, Ebrei 12, 24. 24. Hallelujah. Manishin. Thank you, Jesus. Look at this powerful Guardate scripture. questa. A Gesù, To Jesus, il mediatore del nuovo patto, the mediator of the new covenant, e al sangue dell'esparsione and the blood of sprinkling che parla meglio that speaks better things del sangue di Abele. than that of Abel. Aspetta, Wait. voi state sentendo qualche sangue che sta parlando? Are you hearing some blood which is speaking? Dove sta parlando questo? Where is this blood speaking? Prima di tutto è il sangue dell'agnello che sta parlando di fronte al Signore del trono di First of Dio. all, is the blood of the lamb that is speaking in front of Constantly. Christ. Constantly. On your behalf. Costantemente. Per te. Però quando noi aggiungiamo la nostra fede con le parole di fede, When we add our words to the words of faith, in quel momento in that moment, il sangue dell'agnello sta parlando. the blood of the lamb is speaking. Viene attivato. It gets activated. Per favore, Please. in questa conferenza di In fede, this conference of faith, imparate e decidete learn oggi and decide today che dalla vostra bocca that from your mouth non esce mai più will never come out morte, death, solamente vita. only life. Amen. Amen. Solamente. Only life. Non dai vita alle parole che ti malediscono. Don't give life to words that will curse you. Perdoni sempre Always forgive e perdoni immediatamente, and forgive immediately, anche se tu non lo senti. even if you don't feel it. Ci sono tante altre cose che noi possiamo insegnare, però There are many perché other things queste that we due can cose teach. danno il diritto al diavolo di But oppressarti. these two things give rights to the devil to oppress you. Do you understand? Capite? Avete imparato qualcosa? Have you learned anything?
Date grazie al mio figlio Josiah. Give thanks to my son Josiah for asking the question. E diamo un grande più grazie al nostro Signore per il suo And let's sangue. clap, a bigger clap for Jesus. Hallelujah. So, the word in English, pleading the blood, invocando il La sangue, parola, invocando il sangue del Signore, è un principio, un atto profetico di fede. it's a prophetic act of faith. Lo stesso modo come noi invochiamo le promesse di Cristo In the same way sulla that- nostra vita. In the same way that we invoke the promises of God on our lives. Capite? Ci sono Understood? altre. There Come are la others. storia di Esodo, Like the story of Exodus, e hanno invocato il sangue and they have fled. fisicamente, noi lo invochiamo spiritualmente. In Exodus, they have put the blood of Jesus on the doorpost, but we invoke it spiritually. Amen. Hallelujah. Let's all stand. Innalziamoci. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Grazie Spirito Santo. Sento fuoco. I feel fire. Veramente sento fuoco. I really feeling fire. I'll be honest with you. Sarò onesto con I'll voi. be humble enough to admit this with you. I was a bit afraid that my son was going to ask me something. Avevo un po' di paura che mio figlio mi avrebbe chiesto qualche cosa, Because they study the Bible perché loro studiano la Bibbia every day. ogni giorno. Their questions are not 14-year-old people question, believe me. E le loro domande non sono domande da They're 14 anni. very challenging. Sono Mi danno una sfida ogni volta Mi che mi sfidano. chiedono qualcosa. Veramente. E non volevo fare una brutta figura I davanti a didn't- tutti voi. I didn't want to look bad in front of Grazie all al of you. Signore che mi ha salvato. Thank you, Jesus, for saving me from this. Alleluia, alziamo la mano. So let us all lift up Ringraziamo our il hands. Signore, grazie Gesù. Thank you, Jesus. Alleluia. Hallelujah. Lord, non abbiamo parole che bastano per ringraziarti, Lord, we don't Signore. have words to thank you. A te appartiene tutta la gloria, To you l'onore. is all the Signore. glory. Vi amiamo, Signore. We love you, Lord. Lavaci per il sangue di Cristo. Wash us by the blood of Jesus. Onoriamo We il honor tuo prezioso sangue. your precious blood. E dovunque questo insegnamento andrà nel And mondo, wherever Signore, this teaching will go around the world, Lord, dagli rivelazione. give them revelation. Lascia che la pioggia della tua benedizione, May il you tuo shower us amore, la with misericordia your love. si manifesta. May it manifest Dovunque questa parola è ricevuta con fede e con gioia. Wherever this word may it be received with love E and per joy. ogni persona che sarà guarita, liberata, for- salvata, For every person that will be saved, ricevi liberated, la gloria, Signore. and healed, receive the glory, Nel Lord. nome glorioso e In the potente glorious and powerful del name nostro Signore e of our Lord Salvatore, and Savior, amato Gesù loved Cristo. Jesus Christ. Amen and Amen amen. and amen. Give him a wonderful praise. Hallelujah. Grazie al Signore. Voi italiani, You voglio Italians, incoraggiarvi I want di to encourage you prendere questo è un libro get molto this, potente, book. nato dall'alto. It's very powerful. It's E born poi from above. ho trovato 3 altre libri And I ieri. also found other 3. Questo in italiano ci sono 3 che rimangono. Ci sono 3 copie. Upon this rock in Su English. questa roccia. This is also in English. It's also there, mine. Ok? Questo pure in inglese. Se non l'avete ancora comprati, per favore, prendetelo. If you haven't bought these books, Sì, please se buy no them. erano rimasti solamente circa 2 o 3. Around Ok? 2 or 3 are left. Prendete